Adesso chiederei invece a Giulia Casarin. Ok, Buongiorno a tutti. comunicazioni dalla regia, quindi possiamo procedere con Giulia Casarin. Giulia Casarin di Coop Sociali Veneto, già attiva nei lavori della consulta disabilità del forum del terzo settore Veneto, cercare di collocare un pochettino il tema della coprogettazione dal punto di vista del terzo settore, appunto, in particolare di impresa sociale, affrontando anche i nodi problematici, sia metodologici che normativi, che incontriamo insomma in questa fase. Prego Giulia. Allora, grazie per la parola Dennis, un saluto a tutti e insomma, mi unisco agli interventi che mi hanno preceduto nel ritenere questo appuntamento veramente importante per cercare di coltivare quel linguaggio comune di cui c'è molto bisogno. Cercherò di non ripetermi in quanto è già stato detto, nei concetti che a più riprese sono già stati condivisi da altri relatori, in particolar modo dal dottor Stanghellini, che ha fatto un intervento veramente molto interessante. Prima di focalizzare gli elementi che sono sicuramente rappresentano ora sicuramente più di altri i nodi sfidanti e problematici che il terzo settore deve affrontare per poter utilizzare consapevolmente questo strumento della coprogettazione, ritengo utile fare un piccolo passo indietro e riprendere un po' quanto diceva il portavoce del forum, l'avvocato Ferrero, riguardo a alcuni passaggi che controduceva, scusate, rispetto alla sentenza, alla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, dove leggiamo delle indicazioni e delle sottolineature estremamente interessanti che, a mio modo di vedere, possono aiutare tutti i soggetti coinvolti in questo processo a indossare le giuste lenti per poter leggere la coprogettazione e usarla in modo consapevole. Allora, il terzo settore viene riconosciuto, viene ribadito all'interno di questa sentenza come soggetto meritorio di una posizione di parità rispetto alla pubblica amministrazione per quanto riguarda il perseguimento di attività di interesse generale che concorrono a realizzare il benessere collettivo e la coesione sociale nel suo complesso. Ma perché il terzo settore è riconosciuto come coprotagonista? Io penso sia importante soffermarci un attimo a ricordarci quali sono gli elementi che lo rendono un soggetto meritorio. Allora, il terzo settore è chiaramente una platea composta da una platea composta da vari soggetti, è composita, ma questi soggetti sono accomunati da una radice comune, appunto, che affonda nella Costituzione. In particolar modo la Corte, la Consulta, dà proprio un elenco puntuale di quali sono le caratteristiche peculiari degli enti del terzo settore e li definisce soprattutto quali espressioni della società solidale, andando a ricordarci che ancor prima dell'istituzione dei sistemi pubblici di welfare è stato proprio grazie all'intenzionalità dei singoli ad associarsi che ha permesso di affrontare delle problematiche per la collettività e che ha garantito delle prestazioni dell'assistenza a soggetti che altrimenti non avrebbero potuto goderne. La Corte continua ricordandoci che appunto questa posizione, questa radice costituzionale del terzo settore pone gli enti del terzo settore in una posizione di terzietà rispetto al pubblico e al mercato, al privato tradizionale. Quindi è anche importante ricordarci che quando si parla di terzo settore questo non può essere né facilmente collocabile come un elemento insomma, subordinato in qualche modo al pubblico e tantomeno può essere pensato come un'approssimazione del privato. In virtù di tutti questi elementi che ho brevemente ricordato, il terzo settore è coprotagonista dell'amministrazione condivisa.
Ecco che torna un concetto con cui abbiamo aperto questa giornata e che a mio modo di vedere è fondamentale. Leggo una brevissima parte della sentenza che ci spiega che cos'è l'amministrazione condivisa. È la convergenza di obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Allora, probabilmente il mio intervento potrebbe essere, o quando si parla di coprogettazione, insomma, già leggere questo breve tratto della motivazione della sentenza ci fa capire qual è la portata di questa sentenza, una portata estremamente importante sotto il profilo valoriale e concettuale, ma ci suggerisce anche quali sono le sfide che la pubblica amministrazione, in particolar modo gli enti locali e gli enti del terzo settore, sono chiamati ad affrontare. Ci fa capire che la coprogettazione e tutto l'articolo 55 del codice del terzo settore sono strumento e metodo di lavoro dell'ottica dell'amministrazione condivisa. Quindi non si può parlare di coprogrammazione, di coprogettazione se ci si approccia a questo a questi strumenti pensando che siano utili a loro stessi in qualche modo. Non ha senso quindi leggere l'articolo 55 del codice del terzo settore con lo stesso approccio con cui ci si rivolge, con cui si ricorre agli affidamenti pubblici o alla induzione di una gara d'appalto. Questo è un concetto che in qualche modo insomma è già emerso oggi, ma che mi pareva interessante riuscire a collocare, a riprendere insomma un po', a approfondire. Questo nuovo approccio che viene richiesto sfida ovviamente un rapporto di tipo consolidato e storico che vede lo Stato quale soggetto titolare e controllore, se vogliamo, e il terzo settore come soggetto esecutore e controllato, che ha di fatto l'obbligo di insomma, gestire di una mera gestione ed esecuzione dell'azione che gli è stata affidata. Però, dicevo, questo nuovo approccio rappresenta una sfida. È una sfida perché? Perché scardinare quanto è avvenuto finora, diciamo così, una consolidata esperienza che negli anni si è strutturata tra questi due mondi, potremmo dire, non è un meccanismo automatico, non è un meccanismo semplice e oggi con l'esperienza che abbiamo ascoltato la testimonianza abbiamo forse tutti un po' capito di più anche la portata di quello che sto dicendo anche io e richiede molta fatica. È prova di questa fatica, per esempio, la diffusione a macchia di leopardo di strumenti a supporto delle istruttorie pubbliche di coprogettazione. Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per ascoltare l'avvocato Bondi che sicuramente su questo punto avrebbe insomma, potuto e mi auguro che potrà nuovamente avere l'occasione di approfondire questo aspetto. Però molto brevemente, da una ricognizione, se si fa una ricognizione su scala nazionale delle esperienze che si sono strutturate di coprogettazione, coprogrammazione e coprogettazione, laddove a livello comunale questo strumento è stato utilizzato, ciò è avvenuto per lo più grazie a un insieme di fattori che hanno determinato la sinergia. E per fattori intendo competenze, visione, spirito di iniziativa, spirito di collaborazione, tutto nell'ottica con l'obiettivo di rispondere a un bisogno che nel territorio è evidentemente sentito e condiviso dai soggetti in gioco.
Le attività di coprogettazione spesso nel corso degli anni si sono sviluppate e anche per emulazione, cioè andando a guardare quello che è stato fatto da in altre realtà vicine, e sulla base di questo tipo di esempi si sono strutturate delle esperienze, o almeno si è cercato di farlo. Ricordo, colgo l'occasione per ricordare che ovviamente di coprogettazione non parla per la prima volta l'articolo 55 del codice del terzo settore, ma è uno strumento che è stato previsto già nel 2001 in attuazione della legge quadro 328 per i servizi innovativi e sperimentali in ambito sociale. Però all'epoca il legislatore diede l'indicazione alle regioni di tradurre nella pratica, diciamo così, l'intenzione alla coprogettazione, e questo ha determinato uno sviluppo quanto mai vario di strumenti in momenti diversi, anche con modalità differenti, che l'unico elemento che potremmo dire accomuna le espressioni di coprogettazione che derivano da quell'input a cui ho fatto riferimento è il fatto che la coprogettazione, sulla base del DCM del 2001, di fatto si è tradotta attraverso con accordi di collaborazione o accordi procedimentali, come affermava prima l'avvocato Bondi. Un altro, quindi questo è il primo riferimento a livello nazionale che, diciamo così, ha cercato di dare un input alle amministrazioni regionali, soprattutto, per dotarsi di strumenti di coprogettazione. Il secondo input nazionale, invece, non è un input normativo, ma si tratta delle linee guida di ANAC che sono state adottate nel 2016 e le linee guida numero 32, che hanno rappresentato e di fatto tuttora rappresentano, grazie alla sentenza della consulta dello scorso giugno, e finché non saranno licenziate le nuove linee guida, un punto di riferimento procedurale interessante, utile in particolar modo per i comuni. Perché? Perché ANAC, fondamentalmente in via interpretativa, cerca di colmare una lacuna e cerca di spiegare come la coprogettazione può svilupparsi e nel farlo individua delle fasi attraverso cui si struttura. Quindi di fatto oggi moltissimi comuni che si cercano di muoversi, ecco, per strutturare delle attività di coprogettazione hanno ancora come riferimento queste linee guida. A livello regionale, invece, per ora sono ancora molto poche gli esempi di adozioni, quantomeno di atti di indirizzo utili a enti locali e enti del terzo settore, utili al fine di quantomeno coltivare una relazione tra queste due tipologie di soggetti nell'ottica della coprogettazione. Di questo c'è sicuramente molto, molto bisogno. Un esempio che mi sento di portare e che ho trovato interessante è quello dell'Emilia Romagna, che ha recentemente licenziato è stato chiamato una cassetta degli attrezzi, cioè un documento che è frutto di un percorso partecipato abbastanza impegnativo e lungo, che ha coinvolto appunto soggetti enti del terzo settore e pubblica amministrazione al fine di coltivare la relazione, il confronto e lo sviluppo di un linguaggio comune, e al fine anche di mettere un po' nero su bianco qual è la cornice normativa di riferimento cui tutti possono guardare per potersi attivare nei vari territori. Ecco, quindi il terzo settore si trova ad avere questo tipo di problematica innanzitutto, cioè a vivere in territori dove ancora non ci sono
per lo più punti di riferimento da osservare e attraverso i quali potersi attrezzare in modo coerente per avviare pratiche di coprogettazione. Il problema però che ho appena citato sottende ad un altro piano di riflessione che è sicuramente che sta a monte e sul quale vale la pena spendere due parole. Mi riferisco al fatto che al fatto della necessaria evoluzione che è imprescindibile nell'approccio che tutti i soggetti coinvolti devono sviluppare e maturare, e all'evoluzione anche che questo comporta all'interno della cultura organizzativa delle singole organizzazioni, innanzitutto. Cosa intendo dire? È necessario sfidare in un certo senso i comportamenti che sono consolidati, è necessario ripensare il proprio ruolo, perché è impensabile riuscire ad affrontare problematiche nuove o non nuove, ma con attività, con un metodo differente, se non ci si dota di una struttura interna, di un approccio diverso. E questo, ripeto, è tanto vero quanto dal punto di vista del parte interna delle organizzazioni e del terzo settore in primis, quanto anche però nella relazione che c'è, che si deve instaurare, nella nuova relazione che si deve instaurare tra terzo settore e pubblica amministrazione. Questo perché? Perché sono le modalità di relazione che concorrono a costruire e legittimare il fare insieme, a creare il riconoscimento reciproco, quella fiducia, quella corresponsabilità che possono essere, solo queste possono essere alla base dell'amministrazione condivisa. Questo cambiamento di approccio, di cultura organizzativa, interna ma ribadisco anche esterna, richiede dunque innanzitutto intenzionalità, cioè bisogno di dirselo, di esserne consapevoli e di agire conseguentemente. Richiede apertura, richiede investimento di tempo e investimento nella creazione di un nuovo linguaggio, sempre anche interno alle organizzazioni. In particolare per il terzo settore significa lavorare sulle competenze, lavorare sulle professionalità, sulla cura delle relazioni nel territorio, lavorare su tutto ciò che rappresenta per il terzo settore quel valore aggiunto a cui abbiamo accennato un po' all'inizio. Lavorare in quest'ottica comporta ha come ideale, diciamo così, effetto anche un rinnovato senso di appartenenza alla propria organizzazione. Perché se si ha ben chiaro l'obiettivo che si vuole perseguire e se si in qualche modo attraverso questa azione di rafforzamento del modello organizzativo interno coltiva una tensione verso anche un cambiamento verso l'esterno, è chiaro che quello che si produce poi in un secondo momento è lo sconfinamento delle posizioni assunte storicamente e un allontanamento da metodi di lavoro e come dire, posizioni, appunto, mi ripeto, che storicamente hanno caratterizzato l'agire di quell'organizzazione. Ribadisco, la coprogettazione non è una scorciatoia, non è una alternativa, ma è una via parallela al mercato, ecco, che ha l'obiettivo di risolvere, di dare risposta a bisogni che sono condivisi tra la pubblica amministrazione e enti del terzo settore. Ritengo, e qui chiudo, che per il terzo settore l'opportunità data dalla coprogettazione comporti un investimento
che può indubbiamente aiutare quegli enti che si trovano in tutto o in parte, come dice il professor Zammagni, schiacciati dalla sindrome delle basse aspettative, e può essere lo strumento attraverso cui riscoprire la propria dimensione più genuinamente proattiva, e quindi insieme alla pubblica amministrazione, ma non solo, insieme anche a tanti altri attori del territorio, può permettere loro di aprirsi e di dare risposte nuove alle esigenze e nell'interesse comune. Grazie.